Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore, chiaramente partendo dai fatti che stanno accadendo nell'Europa orientale con l'attacco che è partito questa mattina poco prima delle 6 ora italiana con l'invasione da parte della Russia dei territori dell'Ucraina. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime vicinanza e solidarietà dei cittadini della regione al popolo ucraino e ai corregionali residenti nel paese sotto attacco e chiede al presidente dell'Aula, Piero Mauro Zanin, e al governatore Massimiliano Fedriga di sostenere le iniziative diplomatiche del governo e dell'Unione Europea per porre termine all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E la mozione approvata oggi all'unanimità su proposta dei capigruppo con firme di tutti i consiglieri dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Adesso andiamo con la cronaca. Si è concluso poco prima delle 14 l'intervento dei Vigili del Fuoco al magazzino 53 presso il Molo 5 a Trieste. Nella tarda mattinata una cabina di trasformazione dell'impianto elettrico aveva preso fuoco. Le squadre intervenute, una volta isolata l'energia elettrica, hanno spento l'incendio grazie all'uso della schiuma in dotazione al comando di Trieste. Cause presunte del rogo, un malfunzionamento della protezione contro il sovraccarico di corrente. Per fortuna non si registrano persone coinvolte nell'incendio. Tutto è tornato, come detto, alla normalità. Andiamo a Pordenone, sempre per quanto riguarda la cronaca. 2 ragazzini di 14 e 15 anni di Pordenone e Cordenon sono stati denunciati alla Procura dei minori di Trieste per aver danneggiato una scuola, la Media Lozer, nel quartiere di Torre. L'indagine della polizia è scattata dopo che nei mesi scorsi la scuola era rimasta vittima di episodi di vandalismo e danneggiamento da parte di ignoti, verosimilmente giovanissimi, che nottetempo, approfittando dell'orario di chiusura in più circostanze, erano penetrati nell'istituto svuotando gli estintori e deturpando le aule con scritto oscene, danneggiando lavagne e banchi. Nei loro confronti sono state eseguite anche perquisizioni domiciliari che hanno permesso di rinvenire elementi utili al procedimento penale. Le indagini continuano per individuare possibili complici dei giovani. Adesso andiamo a Udine. Questa mattina il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini ha effettuato un sopralluogo in via Cividale per prendere visione dell'andamento dei lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale che collegherà la stazione di San Gottardo lungo la ferrovia Udine-Cividale alla rotonda di piazzale Oberdan. L'intervento riguarderà per il momento il tratto tra piazzale Oberdan e via Zara per poi proseguire fino al passaggio livello della linea per Tarvisio. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net o altrimenti tramite le nostre pagine social collegate. Grazie come sempre per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.